Ciao, ti do il benvenuto a questo nuovo video di mattoscacco.com. Oggi parliamo di quanto è importante spianare la strada ad un pedone, soprattutto ovviamente in un finale partita come questo. Nei finali, come noi sappiamo, i pedoni hanno il vantaggio di poter arrivare alla fine della scacchiera e quindi poter essere promossi. Quindi dal pedone possono diventare qualsiasi altro pezzo, sia torre, alfiere, cavallo o regina. Ovviamente quasi sempre conviene farlo promuovere in regina, tranne in alcuni casi eccezionali, ma che comunque sono capitati nella storia degli scacchi, che il pedone si doveva trasformare in un cavallo per appunto poter fare le mosse da cavallo. Ok, analizziamo ora questa nostra situazione. Qui colui che è messo peggio è sicuramente il bianco, ma non solo perché ha un pedone in meno, ma perché la situazione non è delle migliori. Ha questa torre che gioca veramente molto poco, e in più c'è il nero che ha questi due pedoni affiancati che possono essere spinti e ovviamente il bianco è più sulla difensiva. L'unica speranza di salvataggio per il bianco è appunto cercare di portare a promozione questo pedone G, ma così a prima vista non si riesce a trovare in nessun modo, anche perché se poi dovesse seguire alfiere per pedone, poi l'alfiere si dovrebbe togliere per poter poi spingere la promozione. Intanto il nero avrebbe potuto giocare qui con alfiere, torre e pedoni e probabilmente avrebbe potuto spingere e vincere la partita. Ora il tratto aspetta il nero e vediamo come ha giocato in questa posizione. Qui ovviamente E3 con scacco è la più così anche a prima vista intuibile e giocabile. Re F3 è la migliore, infatti anche Re G2 non porta a nulla di buono. A questo punto ora il nero fa un ragionamento. Allora, io questi due pedoni voglio portarli a promozione. Cosa devo fare? Di quali pezzi del bianco mi devo liberare? Innanzitutto mi devo liberare dell'alfiere che eventualmente può sacrificarsi sui miei pedoni. Quindi torre per alfiere. E attenzione a cosa gioca adesso. E poi non voglio che il re vada a disturbarmi questi due pedoni, soprattutto questo pedone in E3, che ora è sorretto, ma se avanza non è più sorretto. Quindi, alfiere G4 scacco, il re mangia l'alfiere e questo va a promozione inevitabilmente. Né la torre né il re possono fare qualcosa. Ora, qui il bianco è andato a catturare l'alfiere, ma anche se avesse per esempio giocato re per F4, comunque la situazione non sarebbe cambiata. Perfetto, analizziamo ora quest'altra posizione. Anche qui siamo in un finale, anche qui abbiamo alfiere e torre e anche qui c'è la necessità da parte del nero, e qui il tratto aspetta sempre ancora il nero, di promuovere questo pedone in H3. Come bisogna fare? Allora, innanzitutto un bello scacco per far togliere il re che blocca questo pedone, quindi il re G3 e poi G5, re F3 cercando di andare a far spostare la torre e bellissima mossa, pedone H2. Ora se il re mangia la torre, il pedone mangia la torre con promozione e questa mossa è fantastica. Il, ehm, a questo punto la torre va in A1. Perché la torre va in A1? Ci sono magari altre posizioni migliori? No, perché per esempio se torre per G5 segue re H4 e quindi non porta nulla di buono. Se invece torre H1 segue questa infilata che porta poi alla disfatta da parte del bianco con promozione assicurata. Ok? Quindi vediamo di ritornare alla posizione di prima. Quindi scacco di torre, re G3, G5, re F3, H2 e abbiamo detto la torre va in A1 con unica posizione possibile.
G4 scacco, il nero sta cercando di affiancare due pedoni perché come sai in un finale due pedoni affiancati o tre o quattro insomma sono veramente potenti e sono sicuramente più forti di un alfiere o anche a volte di una torre. Quindi G4, ora per esempio se Re G3 segue questa mossa, quindi Re per Re2, G3, Re F3 cercando di impedire l'entrata d'alfiere ma anche di controllare la casa G2, Re H4, quindi alfiere D4, Re H3, alfiere F2 cercandole tutte per tutte, ma con G2 le speranze del bianco finiscono qui.